Ben ritrovati da Giuseppe Tamponi, siamo su Cassetto Online, siamo a Cagliari, a Susicu, dove abbiamo un bellissimo incontro di auto d'epoca. Ci sono i proprietari che fra poco intervistiamo. Chiediamo a Roberto di iniziare a parlarci di queste bellissime auto. Partiamo con questa splendida 2 cavalli. Buongiorno a tutti, innanzitutto una bella giornata a Cagliari. Allora, la 2 cavalli non ha bisogno di presentazione, è una macchina conosciuta in tutto il mondo. Questo è un esemplare del 1985, salvato dalla rottamazione, ottimamente conservato e uso quotidiano. Ci vado a lavoro tutti i giorni, non mi ho mai lasciato a piedi. In ottime condizioni. Poi abbiamo un altro esemplare molto raro, fatto per l'America's Cup francese, si chiama France 3 e in Italia veniva chiamata Transat. È un esemplare molto raro in condizioni originali. Questa è nata così, un esemplare molto bello a Cagliari, ne siamo orgogliosi in Sardegna, che penso che sia l'unica che ci sia in tutta la Sardegna. Poi una bellissima Diane 6, un colore molto raro con freni a tamburo del 1977, un ottimo conservato anche questo, senza ruggine, senza niente. Quindi, anche questa è una macchina che merita interesse collezionistico. È un po' sottovalutata perché la gente preferisce un po' la 2 cavalli come linea, ma è più macchina questa. Arriviamo adesso da un altro amico che partecipa New entry a questo incontro con le auto d'epoca. Parliamo di Paolo che ci presenta queste 2 bellissime auto. Allora, questa è una LN Citroën del 1979, arrivata in Sardegna l'altro ieri, quindi la prima uscita, al motore 602. Questa è invece una Visa che ha il motore simile, però è un 652, quindi qualche cavallo in più, ed è un pochino più giovane perché è del 1982. Bellissime, tenute in condizioni impeccabili. Proseguiamo, abbiamo una bellissima Lancia Fulvia, ottimamente restaurata, pari al nuovo si può dire, non c'è nessun difetto. e poi chiediamo a Roberto di parlarci di questa bellissima auto, di questo colore molto particolare. Questa è un'avventura molto interessante, per lo più sconosciuta a molti. In realtà è una macchina, negli anni 70 era molto usata, era una macchina molto popolare, infatti i vecchi se la ricordano molto volentieri. Questo è un esemplare del 1970, una delle prime serie, infatti si può notare che non ha gli chevron nella calandra, ha i finestrini scorrevoli e ha questo colore rarissimo che è color giallo Bouton d'Or, si chiama in francese, e l'hanno fatto solo per il 1970 questa tonalità di colore, quindi un esemplare veramente rarissimo. Merita tutta l'attenzione, per quanto possa piacere o non piacere questa macchina, perché la linea è quello che è, però è particolare. Quindi un'altra auto molto originale, e come sono originalissime anche le altre auto che abbiamo visto sì. finora. Possiamo far vedere anche questa Fiat 1003 del 1967. Questo è un conservato, è tenuta Con la in modo bellissima impeccabile dal targa proprietario. originale, si può notare. Da notare la targa originale. Proseguiamo, poi abbiamo questa bellissima Opel Record, abbiamo poi la Jaguar e poi per ultima abbiamo questa bellissima auto che avremo il piacere di chiedere al proprietario Walter di parlarci della sua auto. Salve, ciao. Allora, la XM, questa è la prima serie delle XM, precisamente del 92, è un 2000 aspirato, diciamo che è una full option escluso il TQC. Bella, e anche questa tenuta veramente in condizioni impeccabili. Ricordiamo che la Citroën XM è stata anche auto dell'anno nel 1990, quindi ha anche un po' di prestigio. Un'altra notizia che fa vedere come queste auto sono veramente in condizioni eccezionali. In Sardegna abbiamo delle bellissime auto, spesso purtroppo magari non vengono messe molto in evidenza. Continuiamo la rassegna delle auto storiche presenti oggi qui a Susicu. Abbiamo 2 nuovi amici, Caterina e Federico, a cui chiediamo di parlare della loro splendida auto. Allora, questa è la Jaguar TG40 del 1990, monta il motore 4000 benzina, l'ultimo motore Jaguar studiato.
L'esemplare ha 180.000 km, unico proprietario, allestimento Daimler, cambio automatico. Poi la macchina parla da sé. L'auto è veramente bella, tenuta in maniera impeccabile, bellissima auto che partecipa a questa rassegna, questa giornata fredda, però con la presenza di queste auto è stata un po' nobilitata e ha permesso a tantissime persone che sono venute qui oggi di poter ammirare dei modelli che non si vedono assolutamente più, però che grazie alla passione di persone come Caterina e Federico possiamo continuare ad apprezzare, perché sono le auto che hanno fatto la storia. Chiediamo al proprietario di parlarci di questa meravigliosa auto. Questa è una Jaguar XJ6, ovvero XJ40, 3006 di cilindrata, 6 cilindri in linea, velocità sui 230, macchina inglese un po' complicatina da mantenere, come tutte le macchine inglesi, però è una macchina comodissima, ha solo 42.000 km, tutta originale, mai incidentata, tenuta benissimo, non ha ruggine, non ha problemi di nessun genere. Fa piacere usarla perché insomma, è proprio una macchina veramente comoda, silenziosa. Vogliamo dare un'occhiata anche al motore. Questo è un motore 6 cilindri, Tenuta impeccabilmente. bisogna lavorarci perché non è una macchina che si può trascurare, Veramente va continuamente controllata perché è complicatissima. Gli inglesi hanno questa voglia di essere originali, di voler fare le macchine sempre diverse dalle altre, però fanno le cose complicano un complicate. po' le cose. Cioè anziché fare cose semplici come fanno Mercedes e BMW, fanno le cose complicate, quindi c'è bell'ottica. benissimo. Complimenti Grazie. e grazie. Proseguiamo con l'analisi di queste bellissime auto e tante cose nuove da scoprire. Siamo con Marco che partecipa a questo incontro di appassionati di auto storiche a Susicu e gli chiediamo cortesemente di descriverci questa bellissima auto. Questa è una Giulia, nello specifico una Giulia 1003 Super, è del 1974 ed è conosciuta come modello la Unificata. Unificata perché era l'ultimo modello prima della cosiddetta plasticona che usciva con le stesse caratteristiche sia per il modello 1300 di cilindrata che 1600. Prima invece il modello veniva differenziato fondamentalmente dalla mascherina anteriore che era 2 fari per la 1300 e 4 fari per la 1600. Questa è conosciuta anche come la macchina della polizia stradale dei carabinieri perché negli anni 70 era la macchina d'ordinanza delle forze dell'ordine in Italia. Tant'è vero che tutti i film, anche i film polizieschi o poliziotteschi come vengono definiti, la vedono protagonista. È una macchina iconica, potremmo dire una macchina tra le più apprezzate nel panorama del collezionismo storico italiano. Quindi ringraziamo Marco, Grazie a voi. Arrivederci ai prossimi incontri. Perfetto. Ciao. Grazie. Ci troviamo a Susicu in compagnia di questi amici, i proprietari di queste bellissime auto d'epoca. Abbiamo qui una bellissima macchina e chiediamo al suo proprietario di illustrarci un po' le caratteristiche. Buongiorno, allora, si tratta di una Opel Record C del 70. Questa in particolare è la versione a 6 posti omologata per 6 persone con una cilindrata di 1700. Questa però usciva sia in versione normale che in versione S. Questa infatti la versione S possedeva 10 cavalli in più rispetto al normale, ovvero 85 anziché 75. E questo modello qua poi è appartenuta direttamente a mio nonno, poi a mio padre e poi in un futuro eventualmente a me. Di famiglia. Di famiglia. E
la particolarità di questa macchina è che nasceva sull'onda delle macchine americane, delle prime macchine americane che che sono arrivate in Italia, come la Ford Taunus per esempio. Questa era la diretta concorrente tedesca con cui diciamo condivideva le caratteristiche generali, come dire. Grazie e complimenti per questa bellissima auto. Grazie a voi. Siamo qui in compagnia di Vito, a cui chiediamo di parlarci di questa bellissima, stupenda auto. Gli chiediamo qualche caratteristica, qualche informazione su questa auto meravigliosa, tenuta in modo impeccabile, e diamo la parola a Vito. Questa è una Maserati biturbo iniezione firmata da Zagato ed è uno Spider molto bello, modello molto trend, è del 1988. La cilindrata è di 2000 cm3 ed è il modello italiano ed europeo. Il modello americano montava il motore a 2600 cm3 non venduto in Italia perché allora c'era l'IVA al 38%, per cui bisognava portare il motore a 2000 di cilindrata. È una macchina bella con delle ottime rifiniture interne, completamente in pelle, ed tiene veramente bene la strada rispetto alla prima versione. Questa è la seconda edizione dell'auto. La prima ha avuto qualche problema con il motore di iniezione, poi ha avuto un notevole successo perché ha eliminato completamente gli errori della prima serie, e quindi è veramente un'auto oggi veramente bella e tiene molto bene la strada. Grazie Vito, complimenti perché l'auto è veramente notevole e susciterà tantissimo la curiosità di tutte le persone che vedranno il video, e poi dobbiamo fargli anche i complimenti perché dalle sue parole si vede tantissimo la passione, proprio l'amore che ha per questa auto, che sicuramente è motivo di orgoglio. Oggi c'è una bella giornata, tantissimo pubblico e abbiamo il piacere per tutti i nostri ascoltatori di Castello Online di poter ammirare queste bellissime auto, e abbiamo avuto il piacere anche di conoscere i proprietari, che sono veramente degli appassionati, delle persone che mettono la passione al primo posto, fanno anche tanti sacrifici perché oggi è anche molto costoso mantenere queste macchine, però i risultati si vedono e il pubblico sta apprezzando tantissimo questa rassegna di auto. Da Giuseppe Tamponi un cordiale saluto a tutti voi e vi aspettiamo per il prossimo servizio sulle auto d'epoca. Grazie. Buongiorno.